Basta sprechi di energia per contenere le spese, ma per fronteggiare il caro bollette il comune di Padova ha deciso di andare oltre il risparmio energetico e approntare anche un piano per diventare più indipendenti sul fronte dell'energia, puntando sulle rinnovabili. Entro 2 anni Palazzo Moroni vuole riuscire ad installare almeno 100.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. Bisogna puntare sul fotovoltaico, dobbiamo recuperare almeno 20-21 milioni. Non è facile, però dobbiamo impegnarci a fare un progetto, avere la soluzione entro un paio d'anni, o ovviamente graduale, non dico tra 2 anni, entro 2 anni. Dobbiamo fare un grosso mutuo perché ovviamente il comune non ha certamente risorse, però sono convinto che sia l'unica soluzione per non avere l'ossessione dei prezzi dell'energia. Secondo le previsioni di bilancio, il prossimo anno le bollette dell'energia incideranno sulle casse del comune per 20 milioni di euro. Per non toccare le tasche dei cittadini, anch'essi provati dai rincari, il sindaco Giordani chiede un intervento del nuovo governo e dell'Europa, ma tenta anche la strada dell'autonomia energetica. Stiamo iniziando a individuare grosse superfici di tetti, ad esempio, o di parcheggi suolo comunque già consumato, dove poter installare grossi impianti fotovoltaici per produrre dell'energia che sicuramente avrà un beneficio economico per il comune che così potrà comunque, nonostante l'aumento dei prezzi, garantire i servizi e quindi non andando col bilancio in rosso riuscirà a mantenere una qualità dei servizi offerti, ma dall'altra parte contribuirà alla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, per cui la città si è impegnata ad azzerare entro il 2030.